parla come la gente. In onda, lo sapevate che il giusto equilibrio tra mente e corpo conducono Alessandra Rovida e Manuel Muttarini. Per le vostre richieste e per le vostre domande scrivete a ilmondodeisemplici-mail@gmail.com. Bentrovati, proseguiamo il racconto della vitamina F con cui avevamo concluso la precedente puntata. Rimanendo in tema, occorre ricordare che in realtà esiste nell'intestino grasso una flora con fermentazione favorevole ed anche una flora di putrefazione. Quindi, in un intestino normale, che funziona regolarmente, questi due gruppi di germi si equilibrano. Quando invece, per cause anche diversissime, predomina la flora di putrefazione, questi germi, con prodotti tossici, penetrano nella circolazione. Diversi studi hanno anche dimostrato che le stipsi però persistenti, accompagnate da stasi, soprattutto del ceco e del colon, hanno una parte importante nell'eziologia della colibacillosi. Ma al di fuori di ogni sindrome patologica definita, a causa naturalmente di determinate condizioni meteorologiche oppure dietetiche, oppure anche sotto il peso della fatica, accade d'altronde abbastanza spesso che si produca una migrazione dei germi che a poco diminuiscono la resistenza dell'organismo. A causa di una carenza di vitamina F, quindi la parete intestinale diviene permeabile in modo anormale e lascia ogni giorno passare microrganismi a debole potere patogeno, però sono provvisti di tossine. Quindi in una parte del corpo particolarmente predisposta a causa di un forte fattore permeabilizzante supplementare. Quindi concludiamo in questo modo la vitamina F e passiamo alla vitamina K, anch'essa liposolubile. Sappiate che nei vegetali verdi esiste una vitamina K ed anche una vitamina K2 che si ricava dalle farine dei pesci in putrefazione. A differenza delle altre vitamine, la vitamina K è sintetizzata dalla flora intestinale normale. Così la sua carenza può essere causata sia da un insufficiente apporto alimentare che ovviamente da un difetto di sintesi oppure anche da una cattiva utilizzazione, come avviene quando la funzione biliare è diminuita o quella intestinale è disturbata. La vitamina K si trasforma nel fegato in protrombina. Sappiate che l'ipovitaminosi, quindi una carenza di vitamina K, favorisce le emorragie, sia spontanee o anche dopo traumi benigni. E quando è che è indicata? Beh, è indicata principalmente in emorragie di ogni natura, nell'adulto, ma anche nel bambino e nel neonato. Serve anche in caso di disturbi epatici diversi, come l'epatite elittero, ma anche come coliti. Serve anche per aiutare i geloni e le orticarie, ma è anche utile in caso di trattamenti di antibiotici perché questi vanno a distruggere la flora microbica intestinale che ovviamente è utile per la sintesi della vitamina K. Dove la troviamo? Questa vitamina si trova in numerosi ortaggi, dai piselli alle patate, ai pomodori, ai cavoli, agli spinaci e anche erba medica, l'ortica o la foglia di castagno.
alcuni tipi di frutta e in fegato degli animali. Quindi, come vedete, perché abbiamo parlato prima della vitamina F? Vedete che il corpo è proprio una macchina perfetta. Andando in ordine alfabetico, la vitamina F doveva rendere impermeabile l'intestino, perché altrimenti cosa succede? Che dei fattori dannosi entrano nel circolo. Ma se noi abbiamo un intestino che funziona bene, quindi la vitamina F viene assorbita perfettamente, allora ecco che la nostra vitamina K potrà agire come fattore anticoagulante e antiemorragico perfettamente. Quindi proseguiamo. Ora dobbiamo dire che al termine di questo studio risulta evidente cosa? Che le vitamine utili non hanno nulla a che vedere con quelle pillole di varia grandezza che possono essere adottate a troncare un'influenza o magari anche fornire energia o dare del tono. L'uomo moderno può essere anche arrivato sulla Luna, ma è ancora incapace di scandagliare quelle cose infinitivamente piccole che sono le vitamine e anche di scoprirne i delicati rapporti al fine di poter efficacemente sopperire alle deficienze della misteriosa biochimica cellulare. Quindi, se da anni ormai gli ingegneri hanno felicemente sezionato l'atomo e le sue emanazioni, dall'altra parte i medici non hanno purtroppo fatto altrettanto nel loro campo, forse perché la biologia è incompatibilmente più complessa di altre discipline. Però vedete, il senso del pericolo, come è noto, è che a lungo andare si attenua. Alcune persone trovarono la morte perché credevano di essere protetti dalla fortuna all'infinito. In genere possono essere molti sportivi, possono essere molte persone che cercano di magari utilizzare le vitamine sia in una dose eccessiva come in una dose di carenza. Però vedete, a livello magari non vostro di informazione, però a livello di un atleta basta veramente poco di dargli una dose eccessiva di ipervitaminosi che in automatico si potrebbe stroncare non solo la vita di un atleta a livello fisico, ma anche stroncarlo dandogli degli effetti collaterali indesiderati. Quindi bisogna sempre ricordarsi che in sostanza tutte queste vitamine che abbiamo visto cosa servono? Le vitamine sono essenziali, come dice la parola stessa, danno vita. Alcune vitamine, come abbiamo visto, possono essere delle vitamine che devono essere immagazzinate a livello del fegato, altre invece devono essere introdotte gradatamente durante l'alimentazione. È anche vero che se ci seguite da tanto tempo abbiamo fatto tutto un percorso per arrivare alle vitaminosi e quando abbiamo parlato prima delle vitamine di una certa educazione a livello alimentare, era per farvi capire che se voi mangiate correttamente, è molto difficile che si andrà incontro a un deficit di vitamine, ma ci sarà sempre un rapporto equilibrato. E in caso contrario, ricordatevi sempre di non affidarvi mai alla rete, tantomeno affidarvi mai al vostro buon senso, ma recatevi sempre da un professionista. Ora, siccome il discorso delle vitamine abbiamo concluso, vi anticipo che a partire dalla prossima puntata entreremo in un capitolo totalmente nuovo. Parleremo dei sali minerali, parleremo anche dei metalli, dei famosi oligoelementi che spesso sentite soprattutto chi è più all'interno del branco della naturopatia e parleremo anche dei catalizzatori. Grazie come sempre per essere rimasti in nostra compagnia. L'appuntamento è per la prossima puntata. Per le vostre richieste e per le vostre domande scrivete a ilmondodeisemplici@gmail.com. Avete ascoltato? Lo sapevate che?
Bentrovati amici ascoltatori, oggi andremo a parlare di una truffa che ha colpito molti italiani ed è una truffa che inizia generalmente tramite WhatsApp. Stiamo parlando della famosa truffa di ti do i 5 euro se vedi alcuni video. Naturalmente cosa fare nel caso in cui riceveste un messaggio del genere? La cosa più ovvia, non rispondete ed eliminate subito. Qualora fate l'errore di rispondere a questo messaggio, potreste incapparvi in una truffa che vi potrebbe portar via centinaia o addirittura migliaia di euro. Come avviene? Il tutto è molto semplice. Riceverete un messaggio diciamo, questa ditta che vi propone per guardare alcuni video piccole somme di denaro. Vi faccio un esempio: se voi guardate un trailer di una nota a casa di sviluppo cinematografica e gli rimandate indietro 2 screenshot che dimostrano che avete fatto questo, dandogli il vostro metodo di pagamento riceverete effettivamente 5 euro. Naturalmente tutto questo avviene fino a una cifra che si aggira attorno ai 165 euro. Dopodiché da WhatsApp dovrete passare a quello che è un account Telegram e di lì inizierà un sistema Ponzi terribile che potrebbe, se andate avanti, portarvi anche via, ripeto, migliaia di euro. Perché i soldi che voi ricevete non sono soldi effettivi di questa ditta, ma sono soldi di un'altra vittima che anch'essa è caduta in questo sistema e viene derubata di, esempio, 5 euro, 30 euro, 40 euro e li ricevete voi, così come anche voi vi verranno sottratti dei soldi perché andranno a qualcun altro. Purtroppo il web è pieno di queste cose e fin quando, non ci saranno delle leggi per tutelare le persone da queste truffe, naturalmente non sanno più cosa inventarsi. Tutto questo, ripeto, inizia via WhatsApp. Da una parente ditta non c'è un nome vero e proprio perché si tratta comunque di hacker e anche con chi parlate non sono loro, è un bot, cioè è una chat comunque non umana che risponde con un sistema ben prestabilito. E quindi purtroppo la truffa è questa, cioè voi vedete inizialmente ricevere effettivamente dei compensi, quindi dite: "Caspita, però io ho guardato realmente quel trailer e mi stanno realmente rientrando dei soldi, quindi significa che è vero, significa che funziona". Naturalmente immaginatevi di non essere un adulto, però magari vostro figlio o qualcuno di più giovane che magari non ha un lavoro e cerca magari di farsi strada sul web, viene contattato, vede entrare i primi soldi, entra in questo gruppo Telegram dove effettivamente gli viene fornito degli orari, di lavoro abbastanza apparentemente reali, ma si vede subito che è tutto finto e quindi inizia questo sistema Ponzi di un continuo giro di soldi delle vittime che poi a lungo andare comunque, superati i 165 euro, si viene a perdere tutto. Inizierà poi un sistema di criptovaluta, di iscrivervi in altri siti, di chiedervi i vostri wallet e alla fine non se ne uscirà più. Quindi la cosa migliore da fare sempre, lo ripeto sempre, diffidate quando ormai i nostri smartphone potete leggere il numero di provenienza e ci sono moltissime applicazioni che vi avvertono se si tratta di una chiamata spam, ovvero una chiamata truffaldina. Quindi cercate sempre di non rispondere a numeri che provengono da paesi esteri, a patto che non avete magari qualche parente che effettivamente abita in quella nazione. Cercate sempre, come vi dico, di non dire mai la parola sì. Esempio, Paolo Rossi? Sì, mai. Dite dica, perché il sì viene registrato e viene utilizzato come conferma di contratto. Siccome vedono che le persone ormai non rispondono più a livello telefonico, vi contatteranno via WhatsApp. Possono essere finti operatori telefonici, possono essere finte persone che cercano i vostri dati per vendervi delle fibre ottiche. Sappiate che tutto questo non avviene mai.
Quindi, al di là delle fonti ufficiali, se doveste ricevere questa famosa truffa dei 5 euro per vedere un video, non cascateci, perché seppur vedete inizialmente arrivare dei soldi, sappiate che quei soldi non sono vostri, sono di un'altra vittima e anche voi verrete pian piano decurtati di altri soldi che finiranno in mano di altre persone. Quindi l'importante, la cosa migliore da fare è bloccare il contatto in WhatsApp e premere subito elimina. Spero che negli anni a venire ci saranno delle legislazioni, anche perché spesso vediamo sui social video terribili e se anche lì segnaliamo ci viene scritto che purtroppo non violano nessuna linea guida, quindi fin quando non ci sarà una vera e propria legge l'utente non sarà mai tutelato. Qualora voleste vedere se il vostro numero di telefono è al sicuro, sappiate che Google, tramite Google One, vi offre la possibilità di mettere i vostri dati e il numero di telefono e vedere anche se è finito nel famoso dark web, ovvero in mano ad hacker, e potreste magari ricevere queste truffe. È un servizio molto utile e vi dà una marcia in più oltre ai normali antivirus e anche sistemi di sicurezza. Diciamo che vi informa dove siano finiti i vostri dati. Quindi mi raccomando, non date mai password, non accettate mai dei lavori via WhatsApp. La cosa migliore da fare è bloccare, perché sono tutte delle truffe che arrivano dalla Russia, dalla Lituania, dalla Cina, insomma sono server che vanno molto al di là di tutto questo. Come sempre, grazie per essere rimasti in nostra compagnia, vi auguro buone feste e alla prossima puntata. Omar dropped it.